Buongiorno, io sono Vez e benvenuti in questa nuova rubrica nella quale tratteremo di notizie economiche. Sigla. E Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Questo format intendo mantenerlo molto più informale e quindi sì, caffè. Era acqua perché io non bevo il caffè. Questa è la notizia bomba. No, non è vero. Oggi tratteremo di una notizia vera e seria e un po' più leggera rispetto alle prossime che tratteremo nelle prossime settimane. Vorrei tenerla settimanale come rubrica, quindi probabilmente o tutti i lunedì o comunque inseriti nella settimana quando escono notizie rilevanti economiche. Quindi, come avete sicuramente letto dal titolo, oggi parliamo del bilancio del Milan. E come mai parliamo proprio ora del bilancio del Milan? Semplicemente perché sono usciti i dati ufficiali. Il Milan attualmente è una società controllata dal gruppo Elliott Management Corporation. Questa società offre servizi in ambito finanziario e soprattutto gestisce alcuni fondi comuni di investimento, dei quali ho parlato in alto a destra, quindi andate a informarvi. Per semplificare, sono una società attiva nel settore della finanza. Questo vi basta sapere. Ma torniamo al Milan. Il suo bilancio è stato chiuso quest'anno con 146 milioni di euro di perdita. Sconcertante. Sono sicuramente numeri molto negativi e quindi adesso andiamo a vedere quali sono i costi e quali sono i ricavi di questa società e proviamo ad analizzare la situazione. Il Milan quest'anno ha fatto ricavi solo per 241 milioni di euro, che sono 20 milioni in meno dell'anno precedente. E adesso proverò a dare una mia interpretazione sicuramente personale di come mai questa situazione si è venuta a creare. Principalmente, a mio parere, gli errori sono stati diversi, però il principale sono stati gli investimenti sbagliati e non solo perché i giocatori performano male in campo. La dirigenza, a mio parere, non ha tenuto conto del valore simbolico dei giocatori. Ha preso dei giocatori magari sì forti, ma poco conosciuti e che non diventano icone del calcio. Ci dovrà pure essere un qualcosa che porta i tifosi ad andare allo stadio, a comprare i biglietti, a comprare le magliette. Devi avere un giocatore simbolo, almeno un giocatore simbolo. Mancano degli uomini di marketing. La prova che supporta la mia tesi sono ovviamente le presenze allo stadio. Nella stagione 2017-2018 il Milan è arrivato sesto in campionato. Nella stagione successiva è arrivato quinto, quindi uno si aspetterebbe che più gente è andata a vederlo. E invece no, 1 milione di persone in meno si sono recate allo stadio per vedere un Milan che ha vinto di più rispetto all'anno precedente. Un secondo dato che avvalora ancora di più la mia tesi è il fatto che i ricavi dagli sponsor sono drasticamente calati, da 63 milioni a 57 milioni. Qui abbiamo un mancato ricavo di 6 milioni di euro, non sono bruscolini, E il merchandising di fatto dipende da quanto è iconico quel giocatore, quanto diventa un'icona del calcio. Un conto è comprare la maglietta di Inzaghi, l'altro conto è comprare la maglietta di Chessy, di chi che sia. Questa me la potevo risparmiare. I ricavi derivanti dagli sponsor invece sono fortemente dipendenti da quanto i brand percepiscono che quella sia una squadra vincente. Nessuno vuole essere sulla maglia dei perdenti. Per questo motivo ora torniamo al punto di partenza e andiamo a vedere i costi che ha sostenuto il Milan durante quest'anno. Il principale problema del Milan che viene evidenziato palesemente da questo bilancio è il costo eccessivo del personale. Per costo del personale si intende lo stipendio dei giocatori, lo stipendio dello staff tecnico e lo stipendio di tutti gli altri dipendenti. Tra la stagione 2017 e quella 2018 sono cambiate tantissime cose. Si passa da una spesa di 150 milioni di euro a una spesa di 185 milioni di euro. Ci sono 35 milioni di euro in più spesi e queste sono le principali criticità del bilancio del Milan. Ma andiamo a vedere quali possono essere due soluzioni fattibili, a mio parere. Le cose stanno in poco posto, o si riducono i costi o si aumentano i ricavi. Se riduco i costi pago meno i giocatori o comunque pago giocatori che chiedono stipendi minori e quindi quasi sicuramente riduco le ambizioni della squadra. Molto probabilmente si smetterà di vincere. Ridurre i costi è molto rischioso perché devi pagare meno i giocatori, per pagare meno giocatori devi prendere giocatori un po' più scarsi. Prendere giocatori più scarsi quando non sei proprio in cima alla classifica potrebbe non essere un'ottima idea. Allo stesso tempo, prendere giocatori che si fanno pagare di meno è molto probabile che significhi prendere quei giocatori che non sono per niente iconici, un problema che abbiamo già sviscerato come si deve.
La soluzione alternativa è aumentare i ricavi, ma per aumentare i ricavi bisogna fare degli investimenti ingenti. La soluzione alternativa è aumentare i ricavi, ma per aumentare i ricavi ci vogliono tanti investimenti. E per quale motivo io dovrei investire i soldi in una squadra che va male, in una società che evidentemente sta andando male? Molto semplice, come abbiamo detto prima, se investo tanti soldi posso prendere dei giocatori che sono più iconici e quindi aumentare le vendite del mio merchandising. Questo darebbe una boccata di respiro a questa squadra. Ma soprattutto se li pago tanto è molto probabile che io abbia preso dei giocatori che sanno giocare, che hanno dei piedi. Quindi con quei giocatori forti potrei tranquillamente ambire a salire in classifica. Salire in classifica significa, sempre per il fenomeno bandwagon che vi lascio qui in alto a destra, portare più gente allo stadio, più merchandising e soprattutto più sponsor che vogliono essere sulla mia maglietta. Questo è il mio piano personale per il Milan. Ho identificato questa soluzione come migliore della precedente, ma in realtà non lo è, per il semplice motivo che è rischioso, cioè è semplicemente se vai a fare ingenti investimenti in quella direzione e le cose non vanno come speri, il buco nel bilancio diventa parecchio grosso, difficile da sanare e il fallimento della società si avvicina sempre più velocemente. Quindi bisogna sempre fare attenzione quando si fa una strategia di questo tipo. Bene, anche per questo video è tutto. Questo nuovo format spero che vada alla grande perché ci spero tanto. Mi piace un sacco sviscerare queste notizie economiche. Per il momento abbiamo parlato di qualcosa di leggero come il calcio, ma aspettatevi roba ben più pesante riguardo l'economia. Io vi invito a lasciare like, farmi sapere in un commento se vi sta piacendo oppure no, commentare, condividere, iscrivervi, attivare la campanellina, ma soprattutto tra poco arriveranno dei riquadri, non me lo stavo ricordando, Tra poco arrivano dei riquadri con altri video di altre playlist. Molto belli anche quelli, andate a guardarli. Ma soprattutto condividete questo video con altre persone appassionate di calcio, questo specifico video. Semplicemente perché il mio è un canale piccolo e quindi ha bisogno di crescere e se lo condividete con altre persone cresco più velocemente. Altrimenti